Buongiorno, benvenuti al Focus TG. Siamo anche oggi in diretta per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Notizia di servizio: alle 12:30 saremo collegati con la sede della Protezione Civile di Marghera per la conferenza stampa del governatore Luca Zaia. Saremo anche in streaming sui nostri social, naturalmente, con questa conferenza stampa, con questo punto dedicato agli operatori dell'informazione. Ormai c'è anche un'altra notizia che non è più un segreto per nessuno, perché Zaia ne ha parlato anche oggi su importanti quotidiani nazionali. Quella di oggi sarà l'ultima conferenza stampa di Luca Zaia, quindi evento da seguire. Probabilmente si tireranno anche un po' le somme di questo appuntamento quotidiano, che è stato molto utile per fornire notizie, informazioni, approfondimenti, puntualizzazioni su quello che stava succedendo con il dramma che stiamo vivendo ormai da troppo tempo. Zaia ha detto che questa modalità proseguirà poi a seconda delle necessità, quindi ogni giorno è buono per rientrare in diretta, per parlare, per approfondire, per dare dei dati, per avvertire, insomma, per tutto quello di cui c'è bisogno in questo momento molto delicato per la gestione dell'emergenza coronavirus. Come sempre oggi noi saremo sul posto con i nostri giornalisti, i nostri microfoni, le nostre telecamere. Sentiremo cosa dirà il governatore Luca Zaia. Altra notizia importantissima che arriva oggi in sostanza, perché ieri era stata data l'ufficialità, ma adesso abbiamo anche l'ordinanza firmata dal ministro Speranza, che con la regia di Fabio Verin potete vedere, la leggiamo insieme nella parte che interessa, perché ci sono 4 pagine di preamboli prima e leggiamo la parte che ci interessa ora. Fermo restando tutto quello che si è detto finora, dal 28 giugno 2021 nelle zone bianche cessa l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie negli spazi all'aperto. Basta mascherine, stop alle mascherine, ma attenzione, cosa cambia? Fate eccezione per le situazioni in cui non possa essere garantito il distanziamento interpersonale o si configurino assembramenti o affollamenti per gli spazi all'aperto delle strutture sanitarie, nonché in presenza di soggetti con conosciuta connotazione di alterata funzionalità del sistema immunitario. Poi la spieghiamo per bene. In sostanza stiamo semplicemente dicendo che non si usano più le mascherine, bisogna averle sempre con sé perché sono indispensabili. Tutto questo succede dal 28 giugno. Noi però torniamo in diretta, poi parleremo ancora delle mascherine, perché abbiamo in collegamento via Skype da un trasferimento, perché sappiamo che la giornata di oggi è molto importante a Vicenza, la nostra Gabriella Basso, che non è al volante naturalmente, non sta guidando, è al posto del passeggero della macchina di servizio. Oggi purtroppo va così perché i minuti sono contati per tutti, però ci sono molte cose importanti da dire da Vicenza, quindi noi approfittiamo e ringraziamo Gabriella di questo collegamento tecnicamente proprio volante per capire in un minuto quali sono le notizie vicentine. Buongiorno Gabriella. Buongiorno Ferdinando, telespettatori di Rete Veneta, un collegamento on the road, come si suol dire, ovviamente, perché ci stiamo trasferendo dal centro di Vicenza verso Montecchio, perché dal 26 di giugno sarà il nuovo operativo, un nuovo centro vaccinale al posto di quello di Trissino, quindi che va a servire tutta la zona ovest di Vicenza, perché sapete adesso con le aperture e tutto quanto, molte delle strutture che erano state inizialmente utilizzate per vaccinare devono ritornare alla loro, la loro funzione primaria. A Trissino era un palasport e quindi potendo riavere attività anche sportive verrà riutilizzato, come c'è anche il centro vaccinale della Fiera che verrà sostituito da un altro centro, anche se diciamo che le manifestazioni di interesse, cioè di soggetti che hanno fatto delle proposte per nuovi centri, ce ne sono 2, le stanno vagliando con i vari sopralluoghi, perché è necessaria ovviamente una struttura particolare per quanto riguarda che vada a sostituire la Fiera di Vicenza, perché ovviamente si sostituirà sia il centro vaccinale che il centro tamponi, ed è un centro che è aperto praticamente tutti i giorni. Questo intanto come cosa. Poi c'è stato un incidente nella tarda serata di ieri delle gallerie tra Vicenza Est e Vicenza Ovest, tra un camion e una macchina,
dove purtroppo è rimasto ferito gravemente un ragazzo di 22 anni. I vigili del fuoco hanno proceduto a liberarlo dalle lamiere e adesso è ricoverato a San Bortolo, ovviamente in prognosi riservata. Allora abbiamo anche una foto, Gabriella, che magari con Fabio Verin possiamo mandare. Ci confermi che è questa? Vedete la macchina come è distrutta, veramente è stata una cosa pazzesca, da capire ancora la dinamica di come può essere successa questa cosa. Ha perso il controllo del mezzo, correva troppo, bisognerà capire esattamente cosa ha portato allo scontro tra il camion, scusate, e è una Mercedes classe A, quella condotta dal ragazzo di 22 anni. Gabriella, allora intanto ti ringraziamo per queste informazioni, per tutto il resto diamo appuntamento ai nostri telespettatori nel TG Vicenza di questa sera, come sempre anche l'approfondimento del rapporto fra la nostra emittente, fra la nostra redazione e i telespettatori, quindi si parlerà anche di quartieri. Ci sono altre notizie importanti al momento o ci vediamo stasera? C'è un altro comitato per l'ordine pubblico e la sicurezza e si parla ancora di Movida perché ci sono novità. Molto bene, allora questa sera TG Vicenza pieno di notizie, novità, approfondimenti, cronache e anche attualità, li vediamo insieme. Grazie Gabriella, buon lavoro, buona giornata. Torniamo in studio. Allora, abbiamo sentito Vicenza, sempre foriera di quelle che possono essere le novità anche dell'attualità, della cronaca. Vediamo però un'altra fotografia di questo incidente di cui naturalmente ci parlerà la nostra redazione nel TG di questa sera. Vedete com'è stata ridotta la vettura in cui viaggiava questo giovane. Poi magari in parte questo è anche il risultato delle operazioni indispensabili dei vigili del fuoco che con le cesoie hanno aperto l'abitacolo per poter estrarre il ragazzo incastrato fra le lamiere, però la macchina è stata completamente distrutta, una cosa impressionante, un miracolo che speriamo di poter dire che si sia salvato perché è ricoverato in gravi condizioni. Non sappiamo se sia in pericolo di vita, lo vediamo poi nel resto della nostra informazione. Torniamo in studio. Stavamo commentando queste due righe molto semplici del ministro Speranza, che in pratica ci dice che le mascherine non dobbiamo più tenerle a partire dal 28 giugno, non c'è più l'obbligo di indossarle, ma abbiamo l'obbligo di tenerle con noi perché se non è garantito il distanziamento sociale o si configurano assembramenti o affollamenti, può capitare a tutti di essere a spasso per i fatti propri anche in centro e capitare in un gruppo di persone, lì bisogna tirar fuori la mascherina. Come sempre Zaia ha detto già parecchie volte che la mascherina deve diventare come l'ombrello, la si usa quando serve e anche per le strutture sanitarie e in presenza di soggetti che possono incorrere in gravi problemi, quindi è una responsabilità non solo nei nostri confronti ma anche nei confronti di chi può avere problemi ancora in questo periodo. Questa è l'ordinanza, la vediamo bene poi nei nostri telegiornali di questa sera. Stiamo cominciando anche con le nostre redazioni a sguinzagliare i giornalisti per sentire che cosa ne pensano le persone, anche voi telespettatori potete dirci cosa ne pensate, che cosa pensate di questa scelta di interrompere l'uso delle mascherine. Si parlava di metà luglio e invece già da lunedì potremo vivere un po' più, respirare un po' più liberamente, sempre con tutte le precauzioni del caso. Adesso noi facciamo una brevissima pausa pubblicitaria, state con noi, torniamo fra pochissimo e fra 20 minuti c'è anche Luca Zaia. Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG. Siamo in onda anche oggi in diretta per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Pochi minuti fa abbiamo sentito con un collegamento volante da Vicenza le novità dal capoluogo berico. Adesso invece andiamo con un collegamento molto più istituzionale, visto anche il luogo, con Valentina Visentin che ci aggiorna rapidamente nelle novità padovane. Buongiorno Valentina, intanto dici dove sei perché la sala è decisamente interessante.
Sorrido perché mi sono spostata nella sala giunta del Comune di Padova per riuscire a farvi il collegamento, perché stiamo assistendo ad una conferenza stampa, fra poco ce ne sarà un'altra perché ci daranno importanti novità per quanto riguarda la Tari per i padovani, quindi mi sono spostata qui in sala giunta per questo collegamento altrettanto volante, perché poi corro a fare le interviste per aggiornarvi più che altro sulla situazione Covid. Ieri avevamo dato i numeri dell'azienda ospedaliera, però c'è la buona notizia che c'è l'ospedale di Schiavonia che è Covid free, rimane anche oggi Covid free l'ospedale di Schiavonia, quindi non ci sono più pazienti positivi. Gli ultimi 3 ricoverati sono risultati negativi al tampone, e quindi insomma questa è una buona notizia. Invece per quanto riguarda l'azienda ospedaliera vi confermiamo che ci sono stati un sacco di accessi al pronto soccorso, fortunatamente non per Covid. Molto bene, Valentina, abbiamo anche notizie di cronaca già in questo momento? Al momento no di cronaca, ma se riusciamo poi a fare un altro collegamento vi aggiorniamo. Molto bene, allora intanto ti ringraziamo per queste informazioni, ti lasciamo andare alla conferenza stampa che sappiamo essere molto importante. Noi torniamo in studio. Avete sentito una notizia che insomma per moltissime persone, per migliaia, decine di migliaia di persone è importante, ovvero che uno degli ospedali ritenuti il simbolo dell'emergenza coronavirus è diventato Covid free. Noi ricordiamo l'ospedale cosiddetto di Schiavonia, in realtà è a metà strada, un po' a Monselice, c'è un pezzo in territorio comunale anche di Este, però è ritenuto l'ospedale di Padova, sud della Bassa Padovana in genere, è stato il primo a essere chiuso, anche perché i primi casi di coronavirus ormai parliamo di tempi che sembrano lontanissimi, arrivarono proprio da Schiavonia. L'ospedale fu chiuso immediatamente. Noi ci ricordiamo i primi collegamenti di questo nuovo modo anche di intendere l'informazione proprio dall'ospedale stesso, dal piazzale dell'ospedale, con le persone chiuse all'interno, con i parenti che arrivavano da fuori a portare magari qualcosa da mangiare, qualcosa da bere, un cambio, perché non c'erano solo gli operatori, c'erano anche i visitatori, persone che erano andate a trovare qualcun altro, una situazione davvero complicatissima. Potrebbe essere il segnale che ne stiamo uscendo in modo definitivo. Vedremo poi cosa dirà anche il governatore Luca Zaia, ricordiamo fra 10 minuti in collegamento qui con noi e sui nostri social. Cambiamo per un attimo argomento, andiamo sul ponte di Bassano, sul Ponte Vecchio, Ponte degli Alpini, chiamatelo come vi pare, la sostanza non cambia, è quella di un monumento nazionale di grandissimo interesse storico, culturale, architettonico, che è stato sporcato da ragazzini in vena di fare qualche vandalismo. È arrivata una lettera di scuse da questi ragazzi. È una lettera indirizzata al sindaco di Bassano e a tutto il consiglio comunale da parte degli imbrattatori del Ponte Vecchio, monumento nazionale che si erano costituiti spontaneamente dopo l'episodio vandalico di sabato 5 giugno, grazie ad un appello dell'assessore alla polizia locale Claudio Mazzocco, lanciato da Rete Veneta. Parole come estremo dispiacere, profondo rammarico nel chiedere scusa per l'ingiustificabile gesto e ancora Dio solo sa cosa c'è passato per la testa. Capiscono la gravità dell'azione e si dicono disposti a ripristinare il danno mettendosi a completa disposizione, anche se siamo convinti ci voglia l'intervento di ditte specializzate. Le scuse vanno alla fine anche agli alpini, alla popolazione, a quanti hanno lavorato per la ristrutturazione. Naturalmente queste scuse sì, comporteranno un po' un punto di vista diverso su questi giovani da parte delle autorità, ma crediamo che sul versante pecuniario, sul versante delle multe, sul versante anche dei lavori da fare e da coprire come spese, non cambierà molto per questi giovani che si sono avventurati a fare una cosa che assolutamente non andava fatta. In teoria, ma appunto in teoria, già oggi dovrebbero arrivare alcune informazioni sulla modalità di intervento per ripulire le parti sporcate col pennarello durante questo blitz vandalico che è avvenuto, ricordiamo, più o meno verso la fine dell'anno scolastico. Quindi è plausibile che già oggi si sappia qualcosa su durata dell'intervento e soprattutto sul costo di questo intervento. Adesso noi facciamo una brevissima pausa pubblicitaria, state con noi, torniamo fra pochissimo e fra 10 minuti inizia l'ultima conferenza stampa di Luca Zaia.
Buongiorno, bentornati al Focus TG. Siamo in onda anche oggi per informarvi di quel che sta succedendo in Veneto. Fra 5 minuti arriva il governatore Luca Zaia per la conferenza stampa, una delle più importanti degli ultimi tempi. Prima del governatore Luca Zaia però è già arrivato il caldo e l'estate è iniziata con temperature decisamente alte un po' ovunque. È già arrivata anche l'insofferenza nei confronti dell'AFA da parte delle persone. Noi siamo andati a sentire un po' il polso della gente su questo argomento. Con l'estate cresce la voglia di vacanza e di mare, però bisogna fare attenzione per evitare colpi di calore e disidratazione. Oggi chiediamo ai marosticensi come si proteggono dal caldo. Con l'acqua E poi? e caffè, Ah, caffè, come mai caffè? perché fa digerire, fa bene, tira su lo spirito. Con l'acqua Ma e se... i meloni. Meloni? Esatto, i meloni. E qualche coca. Sei in viaggio, come lo combatte? Con l'aria, sempre. Moto, bici elettrica e qualche massaggio. Cerco di stare all'ombra e l'AFA vado mai a respirare. Cerchiamo di stare in casa, al fresco. E sei in vacanza invece? Sei in vacanza, amen. Cosa vuoi fare? Non la combatte? Certo, acqua e all'ombra. Esprimi le tue idee. E voi come la combattete l'AFA estiva? L'app estiva, col clima, stare a casa, al fresco. A stare all'ombra, al caldo, tutto fare. All'ombra, al caldo. All'ombra o al caldo? Se è caldo anche all'ombra. Stando a casa, uscendo soprattutto la sera se posso, e condizionatore. È un classico dell'informazione estiva sentire come le persone si preparano a combattere questo periodo. Noi ci prepariamo invece a collegarci con la sede della Protezione Civile di Marghera, ma prima di andare a sentire il governatore Luca Zaia con la regia di Fabio Verin vediamo gli ultimi dati disponibili per quanto riguarda le vaccinazioni. Allora, 44.000 dosi somministrate nell'ultima tornata disponibile. Ricordiamo, saranno dati diversi da quelli che darà il governatore Luca Zaia, perché questi non sono aggiornati alle ultime ore, sono l'ultima tornata che ci è stata fornita. Come sempre Zaia fornisce quelli più aggiornati, quindi potrebbe esserci qualche discrepanza. Il totale 3.766.444 persone che hanno avuto una somministrazione. Vediamo, le prime dosi sono state 20.000 in più nell'ultima tornata per un totale di 2 milioni e mezzo, cicli completati 23.000 in più per un totale di 1.260.000. C'è da dire che ormai il Veneto resta stabilmente sopra quota 45-44.000 al giorno, con punte di 50-53.000, vuol dire che in Veneto si viaggia a ritmi davvero altissimi, tanto che la percentuale delle dosi somministrate su quelle a disposizione del magazzino regionale è il 92,9% per l'esattezza. Scendiamo nella seconda parte di questa tabella per vedere le percentuali. Allora, il 51,7% dei veneti hanno avuto almeno una dose, e questo è importante perché più della metà della popolazione è in parte coperta. Poi il 25,3% ha avuto una copertura totale, quindi un quarto dei veneti sono completamente protetti da questa situazione. Ciclo completo per 1.226.000 persone. Classi di età, vedete le percentuali, come sempre siamo sulle medie che abbiamo visto finora, con pochissimi 12-19, solo il 7,7%. Sale, vedete come sale in modo quasi esponenziale la percentuale dei coperti fino ad arrivare a un 96,4%. Parliamo di prima dose per gli over 80. Le fasce più protette sono dal 50 agli over 80 con 69%, 81%, 88,3%. Restano un po' indietro la fascia 30-50, che in questo momento è rispettivamente il 24,4% e il 55%. Per quanto riguarda la copertura completa, invece, vediamo che siamo effettivamente un po' più indietro, a parte gli over 80 che come vedete sono molto ben sistemati. Tutti gli altri
altri stanno crescendo, totale 28%, in questo caso è un dato un po' diverso da quello che abbiamo appena visto, però è importante sapere che fra i disabili il 77,5% ha avuto la prima dose e il 66,1% ha avuto il ciclo completo. Fra i vulnerabili, quindi persone che rischiano come disabili, come gli anziani, di finire in ospedale, il 79,7% ha avuto almeno una dose, 63,3% ha avuto la copertura completa. Vedete le settimane record per quanto riguarda la settimana scorsa, con 331.000 addirittura somministrazioni, mai così tante, però vediamo che ormai dal 26 aprile in poi è tutto una media altissima. Vediamo come andrà questa settimana, vediamo cosa succederà per arrivare a quell'immunità di gregge di cui ha parlato il governatore Luca Zaia per quanto riguarda il mese di agosto. Noi con un occhio sempre guardiamo la sede della Protezione Civile di Marghera per capire quando arriverà il governatore, con l'altro diamo un occhio a questi dati e vediamo che ormai la Marca trevigiana ha superato 650.000 somministrazioni, addirittura in zona Padova più di 700.000, ci si avvicina alle 750.000 unità, perché questo dato non è aggiornatissimo, e tutti gli altri seguono. A Verona tantissime, 666.000, e tutte le ULSS stanno facendo il loro egregio lavoro. Torniamo in studio. Siamo già collegati, come potete vedere, sempre con la regia di Fabio Verin, che ci insegue in questa corsa fra dati, informazioni, servizi, grafiche e collegamenti. Siamo già collegati, dicevamo, con la sede della Protezione Civile di Marghera, dove fra pochi istanti dovrebbe arrivare il governatore Luca Zaia per questo punto stampa che si preannuncia davvero importante, non tanto per i dati, perché li abbiamo visti insieme, e anche quelli dell'emergenza in sé li abbiamo visti nei giorni scorsi, sono in crollo. Quindi da una parte c'è un crollo verticale per quanto riguarda il numero dei contagiati e la pressione sulla sanità, perché ormai le dimissioni sono moltissime negli ospedali del Veneto. I numeri si riducono ogni giorno, sempre meno ricoverati in area non critica, dove ormai stabilmente è molto più grande il numero dei negativizzati rispetto a quello delle persone che sono ancora positive, e anche in terapia intensiva c'erano poco più di 50 persone, di cui metà ancora positive, metà negativizzate. Questi sono dati davvero importanti, perché la sanità respira, e la notizia, la cartina di tornasole di quel che vi stiamo dicendo ora ce l'ha data pochi minuti fa la nostra collega Valentina Visentin, dicendo che l'ospedale di Schiavonia, ospedale Madre Teresa di Calcutta, ospedali riuniti Padova Sud Madre Teresa di Calcutta, è diventato Covid free, è stato il primo ospedale coinvolto dal Covid, adesso è un ospedale Covid free, e questo qualcosa vorrà pur dire. Dall'altra parte, e i dati li abbiamo appena visti insieme, sale a ritmo vertiginoso il numero di vaccini inoculati in questa campagna di vaccinazione, che ha cambiato pelle più volte, perché si è passati da situazioni comunque complicate a situazioni più semplici, ma ce ne parla il governatore. Vi lasciamo a Luca Zaia. No, c'è una sorpresa per voi poi alla fine. Non guardate la scatola, che l'ho trovata in magazzino stamattina. Perché la scatola non promette la ma il contenuto sì. Beh. È qua. Tutti incollati. No, allora intanto grazie e buongiorno a tutti. Ho approfittato, insomma, di ricostituire un po' la formazione, no? Che è quella con l'assessore Lanzari, la dottoressa Russo, che è stata la più presente tra i tecnici, è colei che poi ci ha seguito oggettivamente in questi mesi. Voglio anche dire che non è un addio, no? È un arrivederci toccando ferro dappertutto, nel senso che noi torneremo, non escludo, anche a breve tempo, però in maniera molto più, come si può dire, sporadica, random, come dicono quelli che hanno studiato, ma non con questa schedulazione, con questa costanza giorno dopo giorno. Però di questo vi parlo dopo. Adesso volevo parlare del bollettino, perché il bollettino è sacro, e come sono sacri i cartelli, no? Perché vi ricordo che questi cartelli sono nati dal fatto che io mi rendevo conto che voi avevate difficoltà
a scrivere tutti questi numeri, cioè la memoria visiva aiuta molto di più, e i cittadini a casa mi dicevano che volevano. E tanto è vero che questi cartelli sono diventati, ad esempio per molti bimbi durante il lockdown, vorrei ricordarlo, sono diventati l'occasione per scrivere i cartelli a casa. Noi abbiamo filmati, decine di filmati di bimbi a casa che scrivevano i cartelli e poi li presentavano ai genitori. Anche quella è stata una forma di intrattenimento di questi bimbi in lockdown, che hanno vissuto un'esperienza che è la più tragica assieme alla guerra che un bimbo può vivere, perché questo non possiamo mai dimenticarlo. Tamponi molecolari 5.600.842, tamponi rapidi 5.129.000. Siamo al galoppo verso gli 11 milioni di tamponi, sono 10.736.000. Poi vi spiego perché siamo al galoppo. Quindi 10.736.566 tamponi, 10.736.566. Nelle ultime 24 ore abbiamo avuto 49 positivi, 7 per 7 49 vuol dire 7 per provincia, e c'è ancora qualcuno che si infetta. Questo lo dico perché se qualcuno pensa che sia finita è illogica come pensata. Se ci sono 49 positivi vuol dire che ieri questi erano sani, cioè non avevano la positività. C'è qualcuno ancora che si infetta, l'infezione c'è, è ai minimi, è come quando arriva un'alluvione, no? C'è ancora qualche scantinato allagato, questo è il concetto, no? Avevamo risanato tutto, però c'è ancora qualche cantina che ha l'acqua dentro, bisogna aspirarla dappertutto. Abbiamo fatto 23.298 tamponi nelle ultime 24 ore. Se ci mettiamo i 49 positivi sono 0,21, siamo un'incidenza, prevalenza insomma oggettivamente di non preoccupazione. Però come dico sempre io, se vai a fare una telefonata in una cabina telefonica con uno di questi 49 pazienti, ti porti a casa l'omaggio oltre che la telefonata, no? Nel senso che probabilmente ti infetti. Devi fare la foto? No, non ce ne sono neanche più cabine. Come non ci sono più le cabine telefoniche? Eliminate tutte? No, se ne vedono poche. E numero di positivi 425.162 dall'inizio del contagio. Questi sono quelli che noi abbiamo trovato con la macchina del contact tracing che ha messo in piedi la dottoressa Russo con le prevenzioni, con tutti coloro che hanno lavorato, ed è esattamente la punta dell'iceberg. Cioè non vorrei che qualcuno pensasse che in 16 mesi ne abbiamo avuto solo 425.000, cioè sono come le multe per strada di eccesso di velocità, cioè non è che tutti quelli che passano il limite di velocità vengono multati, ce ne sono alcuni che vengono pizzicati, ecco. Qui sono solo alcuni che vengono intercettati. Pensate ai tanti asintomatici positivi, qui ce ne sono metà, anche qui, trovati per caso. Ad oggi ne abbiamo 4.896 ancora in casa, in isolamento fiduciario, perché sono positivi che si stanno negativizzando. Quanti sono i pazienti in ospedale? Sono 304. Considerate che siamo esattamente a 1/10 rispetto alla punta di dicembre. Erano 3.000 o 3.004 per essere esatti. Dovrebbero essere 340 per essere 1/10. Insomma, meno di 1/10, meno del 10% di dicembre. Meno 16 e così distribuiti. 272 in ospedale. 7, 14, 21, 28 sono 40 per provincia, più o meno. E in terapia intensiva 32. Covid. Se questi 32 li sommiamo alle terapie intensive non Covid, 3,50 fa 3,82. Vedete che pian piano torniamo alla normalità. I decessi sono 11.611 più 2. Siamo ancora all'8ª regione in Italia per mortalità e quella con meno mortalità tra le più colpite. I dimessi sono 22.132. Nelle ultime 24 ore abbiamo fatto anche 40. Cosa è successo?
quale ritorno? È una voce femminile però, che ritorno avevi? 43.243. Se li devo guardare i bocci in spiaggia, 43.243 scusatemi, vaccini nelle ultime 24 ore. Sì. Allora, 3-4 informazioni veloci, poi vi dico 2 considerazioni personali. La prima, dal lunedì, perché comunque questo resta il punto Covid, dal lunedì non c'è più l'obbligo della mascherina. Il Ministro ha firmato l'ordinanza all'esterno, quindi mascherina negli spazi esterni non è più obbligatoria, ad eccezione dei casi nei quali non è garantito, dice il decreto, il distanziamento. Cioè, sono in coda per andare a comprare il pane, c'è tanta gente, mi metto la mascherina, all'ufficio postale mi metto la mascherina, al banco della frutta e della verdura dove c'è il self-service mi metto la mascherina, e in un autobus, in un mezzo di trasporto mi metto la mascherina, cioè è consigliato, no? Allora, siccome non possiamo fare l'uso e manutenzione della mascherina, non è che possiamo pretendere di avere l'uso e manutenzione, io direi che la dobbiamo utilizzare col principio dell'ombrello. Se piove o piovigina usi l'ombrello, quando c'è il sole non lo usi. Allora la mascherina, il sole è lo spazio attorno a te, la pioggia è gente vicino a te. Quando c'è gente vicino a te, mettiti la mascherina. È già una bella conquista, perché dal lunedì negli spazi all'aperto, quindi nelle camminate, in spiaggia o altro, non porti la mascherina. Ripeto, se dalla spiaggia ti alzi dall'ombrellone e vai al bar e che se calca perché tutti aspettano il toast a mezzogiorno e mezzo all'una, ti metti la mascherina un attimo. Però insomma è una roba che, come si può dire, ha una sua lenta evoluzione, ma è anche una dismissione. Se qualcuno ci chiedesse, ma le mascherine resteranno a vita? No. Perché comunque di pandemie ce ne sono passate tante nella storia, tutti ricordiamo quella del 1919, la spagnola, ricordiamo le foto con le mascherine, ma noi non abbiamo ricordi di aver visto i nostri nonni con le mascherine, perché poi le hanno abbandonate anche loro queste mascherine, no? Sono riusciti addirittura a farsi il 19, pensate, 15-18, si sono fatti nella prima guerra mondiale, si sono beccati la spagnola, se la sono, diciamo, sfangata, si sono fatti la seconda guerra mondiale, e tutto quello con gli annessi e connessi che ci sono stati nel frattempo, prima della seconda guerra mondiale, e sono ancora riusciti a raccontarci tutte queste storie, perché ho avuto i nonni che hanno raccontato. Allora, questo è un tema. Altro tema, poi c'è ovviamente l'assessore Lanzarin, che farà anche lei un commento, e c'è la dottoressa Russo, chiederei anche lei poi un intervento. Noi non abbassiamo la guardia. I veneti, io parlo chiaramente, noi non siamo mai stati catastrofisti e neanche mai stati pacca sulla spalla e via che il virus non esiste. Qui siamo sempre stati obiettivi. Me l'ha chiesto anche un giornalista che su un'intervista oggi mi ha detto: ma avete mai edulcorato, no? No, perché facendo la conferenza stampa tutti i giorni è come aver messo un seme sul terreno e aver visto tutti i giorni dal germogliamento fino alla crescita della pianta. Non siamo mai stati stupiti dalle evoluzioni. Se avessimo fatto punti stampa una volta al mese, probabilmente scoprivamo robe da Indiana Jones, se ci pensate. Allora, io penso che sia fondamentale dire ai cittadini di non abbassare la guardia, di essere prudenti. Questo virus ci ha abituato a cambiamenti repentini, per cui io dico: bene, non usiamo la mascherina in pubblico. Non è innegabile che il rischio oggi sia basso, molto basso, lo dice l'Istituto Superiore della Sanità, lo dicono la nostra prevenzione, lo dicono tutti, però insomma ancora un po' di attenzione, al punto tale che noi non abbassiamo la guardia, e proprio ieri abbiamo approvato in giunta un piano di tamponi, ma non solo, feroce, perché sono 30.000 tamponi al giorno da farsi a prescindere, con tanto di target per ogni ULS, che poi vi daremo la tabella, sono 29.114 per essere esatti, ma il che vuol dire che ci sarà anche un premio per chi ne fa di più, perché 29.000 è il punto di partenza, non di arrivo. Alle ULS chiediamo di andare in spiaggia, di andare nelle sagre, di andare nelle aziende, di andare dove ci sono i supermercati, cioè facciano loro, ma a fine giornata ci devono portare i tamponi.
e parallelamente abbiamo potenziato ancora di più la sequenziazione, perché noi crediamo che questo spazio estivo di assoluta tranquillità ci debba far mettere fieno in cascina. Cioè vuol dire che se dovesse venire, sapete cosa vuol dire il concetto del fieno in cascina? Arriva l'inverno duro, forte, i contadini hanno il fieno, quindi non si preoccupano. È la nostra assicurazione, quindi noi lavoreremo più che nell'invernata dal punto di vista di testing, cioè perché avremo modo anche di andare a cercare. Proprio per evitare che ci siano dubbi, abbiamo chiesto stamattina alla dottoressa Russo, sia io che l'assessore, di redigere nel bollettino la sezione tamponi distinta per ULSS, mi ascoltano i direttori generali, distinta per ULSS, dove ci mettiamo a fianco anche il delta rispetto al target che abbiamo dato quotidiano. Cioè ogni ULSS ha il suo quantitativo di tamponi che comunque deve fare. Cioè a malati zero deve andare avanti a fare tamponi. E ci sarà tutti i giorni, lasciateci qualche giorno per partire, nella tabellina del bollettino voi dite, vabbè, se c'è l'ULSS 3, 4, 5, 7, ne ha fatti 20 di più dei 3.000 che doveva fare, ne ha fatti 50 di meno, non va bene. Quindi è anche uno stimolo per tutti noi per non abbassare la guardia, perché capite, è come aver passato la burrasca in mare, quando arriva il sole, acqua piatta, uno dice vabbè adesso resta così all'infinito. No, non è proprio sempre così. E questo è quello che abbiamo fatto. Per di più poi la dottoressa Russo con l'assessore Lanzarin si sono accordate per mandare a casa a quasi 200.000 persone, over 60, the last call, no? Vi ricordate l'ultima chiamata? Sembra quasi il volo dell'aereo, no? Ecco, l'ultima chiamata, cioè facciamo un trattamento personalizzato, un abito sartoriale a chi ancora non si è fatto vivo. Dopodiché noi non sappiamo più cosa fare perché dobbiamo passare benedizioni e altre robe, cioè noi ci fermiamo qui, scriviamo a casa. Ultima roba. Allora, io volevo ringraziare, questo non è un addio ma un arrivederci, ringrazio intanto tutti i cittadini. Io non avrei mai pensato di ricevere tante mail e tanti messaggi sui social come in queste ultime ore. Sembra un abbandono, non è un abbandono. Allora, vedo un leitmotiv, no, nei messaggi. Oltre al ringraziamento, e ringrazio tutti quelli che hanno comunque concretizzato, abbiamo fatto più di 300 incontri e che comunque è stato un sacrificio anche per noi, l'abbiamo fatto volentieri ma l'abbiamo fatto. Ci hanno ringraziato per l'informazione che abbiamo dato e tanti comunque hanno riconosciuto anche questo ruolo di accompagnamento che a me piace, no? Penso che ringrazio tutti questi cittadini. Un ringraziamento particolare lo voglio fare a voi, non lo faccio per ultimo, lo faccio all'inizio, perché in un'analisi fatta a mente fredda di quello che è accaduto, io penso che voi siate la colonna portante, parlo dei giornalisti, del mondo della comunicazione, siate stati la colonna portante di quello che è stata una comunicazione di guerra. Io vi ho sempre detto, voi siete come gli inviati di guerra. Qualcuno sorrideva, sì, adesso possiamo anche sorridere bene, ma il 22 febbraio 2020, il 23, il 24, il 25, il 3 marzo, il 4 marzo, l'8 marzo quando è arrivato il lockdown, qua non c'era nessuno che aveva la garanzia di essere vivo dopo un anno. Essere qui oggi a raccontare ste robe o che ci fosse stata questa evoluzione. C'è bene che ci capiamo sulle robe, perché il problema di queste tragedie è riuscire a cristallizzare, a fare la foto, l'istantanea dei momenti. L'avremmo potuta fare anche guardando i nostri tratti sommatici, se ci pensate. Se avessimo fatto una foto al giorno ognuno di noi, avremmo visto un'evoluzione. Allora io penso che voi abbiate fatto un lavoro che spero che qualcuno del vostro mondo lo studi e lo approfondisca, perché se non ci foste stati voi, le performance dei miei valentissimi tecnici non sarebbero state le stesse, perché comunque ogni iniziativa prevede una condivisione e un dialogo col cittadino e voi siete stati il grande ponte. Quando io ho pensato a questa conferenza stampa tutti i giorni sono stato sconsigliatissimo, ho detto ma non saprà, non si sa che evoluzione avrà, e poi rischierebbe di stare lì a contare morti, rischierebbe... Però io ho detto guardate, noi venivamo da Wuhan, cosa ci ricordavamo di Wuhan? Che la città dei misteri, dovrebbero fare un film su Wuhan, la città dei misteri, no? In poche informazioni,
spesso anche contrastanti, sono morti, non sono morti. Vi ricordo che all'inizio non si sapeva neanche che morivano. Arriva il virus, non arriva il virus, laboratorio, non laboratorio, sono morti gli scienziati, non sono morti gli scienziati. Io ho detto, i veneti, io non so cosa accadrà, però una cosa è certa, che i veneti non potranno mai dire che non siano stati informati. Quindi senza censure, garantendo l'assenza di censura, il fatto che voi mi avete sempre chiesto qualsiasi cosa, e siete stati Catone il censore, ma anche l'elemento di garanzia di questa conferenza stampa, ne siamo venuti fuori assieme. Quindi grazie per l'ottimo lavoro fatto. Ringrazio tutti gli uomini e donne della sanità che hanno lavorato con noi, che ci sono, che altri sono andati da altre parti, insomma, perché comunque in 16 mesi è accaduto di tutto. Però insomma è stato un lavoro di squadra, un lavoro eccezionale, e penso che se non ci fossero stati loro, insomma, voi avete comunicato bene e loro hanno preparato un buon prodotto da comunicare. Guardate che questa regione è stata ed è laboratorio a livello internazionale per la fase di diagnostica, per la fase dell'attività di cura, per tutta una serie di ragionamenti, piani di sanità pubblica. Insomma, penso che voi che siete degli addetti ai lavori abbiate assolutamente dimostrato l'utilità del lavoro che fate. In un momento nel quale siamo entrati nel Covid, dove c'erano due quesiti e dubbi: l'inutilità della comunicazione, l'inutilità della politica. Diciamocelo. Il 20 febbraio, cioè, l'idea era, giornalisti sì, va bene, i politici sì, va bene. Alla fine ci siamo ritrovati tutti sulla stessa barca a remare. Quindi veramente grazie di cuore. Non ho bisogno di fare ringraziamenti per piaggeria, perché primo non li faccio, secondo a me non me ne viene niente. Voi avete fatto un grande lavoro. Non è un caso che siate oggi ricordati dai cittadini. I cittadini hanno rispetto per il lavoro che avete fatto, anche quando mi avete rotto le palle, e dico che è fondamentale quello che avete fatto. Saluto e ringrazio tutti i bimbi che continuano a scrivere, li tranquillizzo sul fatto che abbiamo la mostra pronta da ottobre, abbiamo migliaia di disegni, faremo la mostra su tutti i capoluoghi di provincia, compreso Vo, che non è quindi Padova avrà due sessioni, una a Padova città, al palazzo, dov'è che la facciamo? Beh, non mi ricordo i palazzi, comunque Padova, tutte le città, Padova, Treviso, Verona, Vicenza, Venezia, Belluno, Rovigo, e poi c'è ovviamente Vo. Saranno esposti i disegni, i bimbi che non hanno fatto veri disegni li possono portare e li esponiamo, e quelli che non hanno fatto i disegni a casa e vogliono fare un disegno vengono lì e disegnano lì e esponiamo il disegno. Quindi c'è spazio per tutti, perché io voglio che resti consolidato che questa tragedia, chi l'ha vissuta da vicino sono stati i giovani, i bambini, i ragazzi e tutti quelli che comunque hanno perso 16 mesi di libertà da adolescenti o da bimbi. Guardate che abbiamo avuto bambini che sono stati mesi chiusi in appartamenti dove non c'è neanche il terrazzo, e questo va ricordato, il terrazzino insomma. Quindi veramente grazie di cuore. Cosa vi ho portato qui oggi? Avrei tante robe da dire, ma finisco qua insomma, poi magari capiterà che ci ritroveremo fra una settimana, fra 10 giorni, perché avremo comunicazione e approfitteremo ancora di voi. Ovviamente ringrazio, scusate, tutte le vostre testate, perché voi siete il tramite poi di editori, di proprietari, insomma di testate giornalistiche, quindi evito di cominciare a citare che poi faccio danni, però vi ringrazio tutti. E per vostro tramite vi chiedo anche di ringraziare, lo faccio pubblicamente, i vostri direttori, insomma tutti coloro che... oggi è facile venire al punto stampa, allora non lo era, e allora non era neanche facile intuire che questo sarebbe diventato quello che è diventato. Non me ne sono reso conto neanche io, però ho scoperto che all'estero forse è più famoso che in molte comunità qui da noi, perché comunque era diventato, questo l'ho scoperto l'altro giorno, era diventato, grazie appunto alla comunicazione che avete fatto, l'elemento per capire cosa facevano i veneti. E questo mi ha stupito, io non lo pensavo questo. Era comunque l'unica comunità che comunicava durante la crisi. Pensate, un territorio in guerra sotto le bombe, e c'è Peter Arnett, ve lo ricordate? The Desert Storm, con la parabola che comunque raccontava la sua battaglia. E noi abbiamo fatto un po' quello, no? Ovviamente non con il rischio che ha avuto Desert Storm e Peter Arnett, però comunque
quello era il modello, no? Raccontare il durante, non prima o dopo, non vi interessa nessun prima o dopo, il durante. Questo l'avete fatto voi, fate vedere il titolo dei giornalisti inviati di guerra. Abbiamo iniziato con la vita e richiudiamo con la vita. Perché c'è stato un bimbo che mi ha portato le uova, anzi 2 bimbi che mi hanno portato le uova. Fra l'altro un pacchetto di uova mi è arrivato con un pacchetto postale, non se n'è rotto una. Io mi domando il marketing delle poste, io ho detto 20.000 volte, ma cosa aspetta a fare una pubblicità su una roba così? Se uno mi manda 9 uova, arrivano 9 uova intere e nascono anche i pulcini. Su una busta, non su uno scatolone, su una busta col plico, quello giallo, normale, una busta, con dentro 9 uova. Però io mi ero preso un impegno con i bambini. Ho detto facciamo nascere i polli, i pulcini, le galline, c'è nato anche qualche maschietto. Fra l'altro uno l'abbiamo anche salvato, ho perso un mese per salvarlo, poveretto, però l'ho salvato io, l'ho curato io e devo dire che oggi ho portato la prova e il ringraziamento per i bimbi, che non sono morti questi polli, sono diventati adulti e oggi la preside della scuola enologica mi ha mandato le uova dei pulcini. Gliele avevo chieste, ne hanno mangiate tante oggettivamente. Queste sono le uova, come vedete non ce n'è una uguale all'altra perché non sono polli in batteria, cioè, scusate, non sono galline, diciamo, non c'è una produzione standardizzata. Vi ricordate che i bimbi mi scrissero anche sulle uova le razze diverse, quindi vedete. La scuola enologica, i pulcini sono stati poi allevati lì, di Conegliano, e sono allevati bradi, hanno il loro recinto, la loro casetta e guardate la produzione, no? Quindi ringrazio i bimbi che mi hanno mandato le prime uova, ringrazio la scuola enologica, poi si è accudito di Conegliano che ha accudito i pulcini, sono diventati grandi, queste sono le uova. Cioè gli asparagi sì, cioè, ma è passato il 13 giugno, Sant'Antonio, fine. E quindi volevo chiudere così, perché è stato il ricordo di quella storia. Ecco, a me fa piacere che ci sia stato uno psicologo illustre, non mi ricordo più il nome, però insomma che ha detto guardate, se c'è una comunità che si è occupata dei bimbi durante il Covid e il lockdown è stato il Veneto. Noi abbiamo parlato ai bimbi tutti i giorni. Cioè voi mettetevi nella testa di un bimbo che si ritrova in mezzo a una tragedia del genere, dove le informazioni sono tutte giganti per lui, no? Per cui penso che anche questo sia stato merito vostro, perché ci avete aiutato a parlare ai tanti bambini, e sono tanti perché ne nascono 40.000 all'anno in Veneto, quindi immaginate a quanti bimbi parlavamo tutti i giorni. Io lascerei la parola, o se volete 2 domande, poi facciamo una domanda, non 3 più una. Allora cominciamo da Tosato, poi vorrei 2 parole da parte dell'assessore Lanzarini e 2 da parte della dottoressa Russo. Tosato. Sì, una domanda sola, contando però su una risposta, non su mezza o un brandello. L'emergenza è finita, la pelle l'abbiamo salvata, lei cosa intende fare da grande? Tamponi? No, nel senso che l'emergenza, signori, non è finita. 49 positivi non vuol dire che l'emergenza è finita. Diciamo che oggi abbiamo più possibilità di dire che sia finita che sia invece in fase acuta. Bisogna essere un minimo prudenti. Ovviamente lo scenario è cambiato. Ci sono le vaccinazioni che hanno comunque segnato uno spartiacque su tutta questa vicenda. Da grande farò il governatore del Veneto perché c'ho ancora 4 anni, per cui mi sono preso l'impegno e faccio quello. Grande. Sa che da molte parti, anche se magari la cosa non la tange, si ritiene che lei, chiamato a più alti incarichi, non concluderà il mandato? Ma guarda, queste sono leggende metropolitane, prima roba. Seconda roba, queste storie qua le sento da quasi quando sono nato, per cui guarda, io penso che la mia storia sia una storia di coerenza, ce l'avete visto, insomma,
ho seguito le attività, guardate, questa regione adesso ha bisogno di spiccare il volo, perché se è vero che aumenta il PIL, sarà bene che il PIL sia soprattutto nostro, no? Perché non è che gli altri non cresceranno, è una corsa, bisogna correre, e penso che ci siano grosse opportunità per questa regione. Vedo voglia di fare, vedo voglia di rispeccare il volo, vedo molte attività che mi dicono che sono partite alla grande, penso all'occupazione. Insomma, adesso dobbiamo pensare un po' anche al resto delle tematiche e dei problemi delle risorse del Veneto. Avrei una subdomanda, se non si imbizzarrisce, ma sul fronte economico. Prego. Recovery Plan ha avuto il via libera, sempre dall'Unione Europea, dalla Commissione Europea. Lei confida che una quota, una frazione, qualche spicciolo arriverà anche alle regioni e quindi anche al Veneto? Ma io penso che comunque nell'ottica degli investimenti ci siano tutte coinvolte le regioni, i territori, non è che il Recovery Plan serva a più palazzi romani, questo è poco ma sicuro. La progettualità macro che conosciamo è una progettualità che non taglia fuori i territori. La declinazione su come far arrivare i soldi è un'altra roba, ma io non ne faccio una questione di dire dammi il mio malloppo e mi arrangio io, dico semplicemente fate in modo di non perderli per strada, perché sinceramente noi di robe da fare ne abbiamo tante. Ovvio che resto convinto che la messa a terra di questi progetti sia molto più efficiente se si coinvolgono gli enti locali. Grazie. Prego. Alda Lanzani. Buongiorno Presidente. Lei ha detto Buongiorno. che le ULSS che faranno più tamponi avranno dei premi. No, ho detto sì, potremmo mettere una premialità, no, non ci sono. è una battuta. Mi auguro e approfitto di questa conferenza stampa che i direttori generali prendano quel numero che gli è stato assegnato come una base, non come un punto di arrivo. Perfetto. Lei ha ricordato la mostra dei disegni che quindi si farà. Nel sito della regione c'è ancora il riquadro per la raccolta fondi, perché 16 mesi fa, quando non c'erano mascherine ed eravamo un po' tutti in difficoltà, la regione lanciò questa raccolta fondi. La domanda è quanti ne sono stati raccolti, come li avete utilizzati o se dovete ancora decidere? Non ve lo so dire, nel senso che vi diamo un aggiornamento volentieri. Voi sapete che abbiamo fatto... Noi ci siamo tenuti distanti da questa gestione, pur essendo un dare e avere in un conto ufficiale. Abbiamo messo un gruppo di lavoro dato dal capo del bilancio, che è il dottor Masullo, e altri dirigenti della regione. So che c'è un piano, so che con una distinta di dove sono stati destinati, cosa abbiamo fatto, per cui ve lo facciamo avere. Benissimo. Lasciateci magari un giorno o due, tanto per recuperare le carte. Anzi, mi ha dato un'idea, poi dopo averlo dato a voi, dopo qualche giorno magari lo pubblichiamo anche sul sito, così chi poi può andare a vederselo se lo vede. Posso fare adesso 2 domande alla dottoressa Russo o dopo? Vi spiace, le facciamo dopo quando interviene la dottoressa? Perfetto. Grazie. Zambon. Buongiorno. Buongiorno. Anche qui non so se risponda lei o la dottoressa Russo, l'assessore. Volevo capire un po' meglio i sanitari non ancora vaccinati, perché dal report della struttura di Figliolo sembra che ne manchino poche centinaia, 200, però dai dati singoli delle USL sembrano molti di più. Noi ne abbiamo 4.000 e qualcosa, 4.004 se non ricordo male. Intendiamo medici, infermieri e OSS. 10%. Cioè noi per Ospedali del Veneto. quelli degli ospedali, anche i territoriali, quindi MMG, PLS, eccetera, 4.000, adesso dico quanti 4 e qualcosa. E come mai nel report ufficiale è 151.006 e 151.008, quindi circa Dovete 200? chiedere a chi ha fatto il report ufficiale. Che però prende i dati dalla regione, sembra che si siano un po' confusi. 4974 dipendenti del sistema sanitario. Su quanti? Su 44.000, più o meno. 10% mi sembra sia. Dipende da come li contiamo, e non vorrei mai che domani qualcuno dice sono 54.000, sono 53, perché sta roba va avanti da una vita. Quindi questi sono gli ospedalieri? Sì. Dipendenti del sistema territoriale. Sì, MMG, tutto quello che c'è. Grazie. Prego.
Bene, se non c'è altro io passerei la parola all'assessore Lanzarin e poi alla dottoressa Russo, quindi facciamo l'intervento. No, vi lascio qua, davanti alle uova. Dopo ve le potete prendere, sono fresche queste uova. Non sono tante purtroppo perché... Ma io, Presidente, non ho molto da... Beh, se ci fosse un gas me la faccio fare, ma qua non vedo niente. Forse c'è qua. Allora. Non c'è? Niente. No, io Presidente non ho molto da aggiungere da quanto hai detto tu rispetto al fatto che oggi insomma sia l'ultima, insomma abbiamo detto ultima conferenza stampa in questa modalità, ma poi abbiamo comunque comunicato che ce ne saranno altre occasioni anche delle varie evoluzioni, ne abbiamo più o meno insomma conferenze poi con gli organismi ogni giorno, insomma, e quindi chiaramente avremo ancora da comunicare. Io l'unica cosa che posso aggiungere su questo è che è stato molto utile anche per noi la loro presenza, quindi la presenza della stampa, dei giornalisti che ci hanno puntualmente, a volte anche in maniera insomma un po' più intensa, chiesto specifiche delucidazioni, ma ci hanno permesso anche a noi di capire dove la macchina si era inceppata o dove dovevamo intervenire e quindi migliorare il servizio. E credo che anche questo sia un servizio per la collettività e quindi è stato utile anche per noi, perché così siamo riusciti a capire sul campo quando qualcosa non funzionava e quindi l'ingranaggio si era inceppato e quindi potevamo in tempo reale migliorare, quindi è servita anche molto su questo anche a noi, quindi ringraziamento anche da parte mia. Aggiungo solo due cose rispetto alle notizie che diceva il Presidente. Noi abbiamo appunto, come diceva il Presidente, vista anche l'ultima circolare del commissario Figliuolo che dice che dobbiamo recuperare quelli con più di 60 anni che sono rimasti i famosi, mi sembra a livello nazionale siano 2 milioni circa, no? A livello nazionale, per il Veneto sono circa 200.000, quindi tra le fasce over 60, over 70 e over 80, più o meno 200.000. L'idea è stata quella di mandare, quindi fare questa chiamata diretta singolarmente, ogni USL manderà ai propri persone che non sono ancora state intercettate questa chiamata diretta e cercheremo, l'abbiamo scritto alle USL che adesso provvederanno appunto a mandare le singole lettere, anche di andare incontro il più possibile, quindi dicendo cercate di andare incontro rispetto al punto vaccinale più vicino che c'è di prossimità, andate a domicilio, cambiate i giorni oppure cercate di conciliare, insomma questo proprio nell'ottica di ancora di più aumentare quella che è la campagna vaccinale, soprattutto per le fasce che sono sempre state dette sono le fasce più vulnerabili, più fragili, che hanno bisogno di avere maggiore protezione. Rispetto invece al discorso del sequenziamento, la delibera che è stata approvata ieri e che quindi è l'aggiornamento del piano di sanità pubblica della settimana scorsa prevede, come diceva il Presidente, oltre ai tamponi e quindi ai range di tamponi dati a ogni singola USL, anche tutta la catena per quanto riguarda il sequenziamento con l'istituto zooprofilattico che diventa centro regionale, ce lo definiamo così, di sequenziamento per quanto riguarda appunto questa attività, ma anche le altre USL iniziano a fare queste procedure e mi sembra che stamattina mi diceva la dottoressa Russo che l'USL di Venezia è già pronta, quindi con la nota di oggi dovrebbe già essere pronta per sequenziare. Poi partirà anche Treviso e Vicenza, che anche loro sono pronti, quindi e Verona, quindi oltre all'istituto zooprofilattico partiranno anche queste USL con il sequenziamento, quindi questo vuol dire che riusciremo ad avere una massa critica molto importante. Io non aggiungerei. Dottoressa Russo, prego. Abbiamo iniziato con la dottoressa come tecnico e continuiamo con la dottoressa. Allora, buongiorno a tutti. Certamente dopo l'assessore e dopo il Presidente non ho moltissimo da aggiungere. Da un punto di vista tecnico posso dire che se è la conclusione di un percorso di comunicazione diretta non lo è sicuramente dal punto di vista, diciamo, di quello che è la sorveglianza, ma anzi le delibere, i provvedimenti che abbiamo portato avanti stanno a sottolineare come proprio adesso bisogna andare a cercare ad isolare. Ormai sarete stufi di queste parole che ho sempre continuamente ripetuto, ma la sorveglianza è estremamente importante proprio per non tornare a quelle situazioni difficili che abbiamo visto nel passato. Sicuramente la situazione è diversa perché la vaccinazione è la svolta, la vaccinazione rappresenta
la possibilità di cambiare quaderno e di scrivere effettivamente un'altra storia. Quindi il fatto di avere una grande parte della popolazione vaccinata e quindi protetta sicuramente ci fa ben sperare su quelli che possono essere gli scenari futuri. La scommessa sono le varianti, che comunque sono normalmente presenti in questi tipi di virus, però poiché non lo conosciamo benissimo dobbiamo appunto andare a cercarlo. Quindi questo è diciamo, l'obiettivo che insomma, vogliamo conseguire con questi tamponi estesi in maniera diciamo, ampia su larghe fasce della popolazione. Quindi l'obiettivo è questo. Abbiamo potenziato il sequenziamento. In questo periodo risulta anche difficile avere congrui numeri da sequenziare perché pochi sono i positivi. L'importante però è avere tutto pronto per sequenziare il più possibile per poi isolare. Diciamo che quello che ha detto il Presidente e l'Assessore insomma, è un ringraziamento a voi, anche da parte mia devo dire che ho imparato tanto nella comunicazione, che certamente insomma, non è il punto forte di tutti i tecnici. A volte mi sono arrabbiata, a volte mi sono compiaciuta, vi devo ringraziare per questo. Diciamo di più la seconda parte, perché ho visto che anche il nostro ruolo, non soltanto il mio naturalmente, che magari ho avuto una maggiore opportunità, ma quelli di tutti i miei colleghi che hanno lavorato sul territorio, forse si sono visti riconosciuti in un tecnico che ha cercato di portare avanti, insomma, di spiegare quelli che erano gli elementi fondamentali della sanità pubblica. Abbiamo imparato tutti tanti concetti, abbiamo imparato a comunicarli, io per prima. Quindi io credo che noi come tecnici continueremo nella formazione, perché oltre che cercare bisogna cercare di vedere quali erano i punti e quali sono i punti critici delle nostre attività, per rafforzare quelle che sono le nostre competenze e di conseguenza le azioni e gli obiettivi e poi le azioni che dobbiamo portare avanti. Continuare a fare questo lavoro di integrazione che abbiamo fatto e che ci siamo dovuti costruire ogni giorno fra il territorio, quindi i dipartimenti in primis, con il territorio rappresentato dalla medicina delle cure primarie e con l'ospedale, per creare integrazione. Questo credo che sia l'obiettivo principale e noi come tecnici dobbiamo insomma aprirci a questo tipo di ragionamento. Quindi io credo che da ora in poi insomma bisogna rafforzare tutto quello che abbiamo imparato e invece cercare di recuperare sui punti che abbiamo visto erano più deboli. C'erano due domande da Alda Vanzani. Sì, c'erano due. Prego, Alda Vanzani. Una anche per l'assessore, la lettera che la firma lei, Presidente, quella di over 60 o la manda? La prevenzione. La firma le prevenzioni. Le prevenzioni di ogni singola uso. Ok. Dottoressa, volevo chiederle questo, ci sono delle mamme e dei papà che sono preoccupati perché si è sparsa la voce che la vaccinazione agli adolescenti provocherebbe possibili rischi di infertilità. Come tecnico le risulta questo? No. No, non mi risultano questo tipo di preoccupazioni e questa è l'occasione per dire che la sorveglianza, l'abbiamo visto sui vaccini, è molto molto alta ed è molto accurata e lo è a livello nazionale ma lo è anche a livello internazionale, perché non potrebbe essere diversamente, e tutto quello che è successo negli ultimi tempi, che ci ha creato un po' di confusione, risponde proprio a questo, cioè il fatto di avere su questi vaccini, su questi farmaci, la possibilità di verificare caso per caso e reazione per reazione, dalla più banale alla più importante, ha portato anche a delle variazioni di target, di modalità di somministrazione. Questo è dovuto al fatto non che siamo impazziti, ma che c'è una sorveglianza molto stretta che giustamente deve poi modificare dove necessario quelle che sono le indicazioni. Quindi su questo, se ci sono elementi, se ci saranno elementi, io spero di no, di reazioni, di controindicazioni, noi sicuramente non ci tiriamo indietro, anzi siamo i primi a intervenire.
E poi, visto che a noi arrivano da 16 mesi a questa parte domande tecniche da parte dei lettori, le rivolgo questa. C'è un caso, ma immagino non sia l'unico, di persone che hanno avuto il Covid e quindi hanno fatto solo una dose di vaccino. Nel caso specifico questa signora ha ricevuto l'SMS da parte del Ministero per avere il Green Pass, però si trova di fronte ad una discrepanza, nel senso che non è accettata solo una dose. Se vuole gliela leggo. Nel certificato vaccinale della regione è evidenziato che la seconda dose non è prevista, mentre nel Green Pass no, e non sa che cosa fare. Sì, rispondo subito a questo. Allora, ci sono delle situazioni relative al rilascio del Green Pass che sono tuttora in discussione. Oggi, che è il 23 giugno, c'è proprio c'è un incontro tra il Ministero e il Garante per definire gli ultimi aspetti che riguardano proprio queste situazioni, cioè coloro che hanno avuto la malattia e poi hanno avuto una sola dose di vaccino. E quindi questa situazione che viene ad essere rappresentata poi nel QR code che viene presentato come Green Pass non è stata ancora codificata, non per colpa delle regioni, ma perché era necessario un ulteriore chiarimento che il Ministero sta facendo oggi con il Garante. Quindi il Ministero ci ha informati di tener conto di questi possibili disguidi che si possono riscontrare. L'ultima cosa, se poi per cortesia ci fate avere la delibera con l'aggiornamento del piano di sanità pubblica. Sì, grazie. Grazie. Faccio un ultimo saluto e ringraziamento alle signore e signori del linguaggio dell'IS. Voglio ricordarvi che loro compaiono nelle conferenze stampa perché coloro che ovviamente non hanno l'udito, i non udenti, ci hanno segnalato che erano interessati, ansiosi di capire cosa stava succedendo e non c'era, quindi mi ricordo anche le battute di qualcuno, sembrava che volessimo fare delle sceneggiate. Questo ha cubato per noi 283 presenze per loro. Abbiamo fatto 283 conferenze, punti stampa. Quindi anche su quel fronte abbiamo il cuore in pace perché abbiamo cercato di comunicare a tutti. E ringrazio i volontari, i carabinieri in congedo che sono qui, sono sempre stati qui con noi. Adesso è normale, allora era eroico, no? Quindi loro sono stati qui fin dal primo giorno. La protezione civile che ci ha ospitato, questa è una casa della regione, però non è normale attrezzare una casa per conferenze stampa e per un'unità di crisi della protezione civile. Io resto sempre il commissario dell'emergenza coronavirus, quindi quando vengo qui parlo in ragione del fatto che ho questo ruolo commissariale. E penso che la scelta di star qui sia stata azzeccata, di non star dentro nei palazzi, e questo penso che ci sia stato riconosciuto. Era spento? Vabbè. Comunque ho ringraziato tutti. E infine, siccome voi siete, fra virgolette, i senior, no? Quelli che ci hanno sempre accompagnato, ringrazio, che poi siete quelli che più hanno rappresentato le vostre testate, che sono, anzi non iniziamo da destra, ma iniziamo dalla mia destra, da Alda Vanzan, Gazzettino, che penso che ti sei fatta l'80-90% dei punti stampa, Ilaria Moscati, Silvia Moscati, il Nuovo Terraglio, Martina Zambon, che si è alternata come Alda Vanzan con Angela Pederiva, e Martina Zambon si è alternata con Marco Bona sostanzialmente, poi ci sono stati altri colleghi, insomma voi due siete del Corriere del Veneto, Filippo Tosato per i giornali del gruppo Gedi, Mattino, e insomma il gruppo Gedi si è alternato a volte con Albino Salmaso, e poi tutte le Antonella Prigioni, scusami di vedere in piedi, Antonella Prigioni, che anche lei è sempre stata presente, 7 gold, Emiliano, che dopo aver sistemato i figli con la scuola di danza non si è più visto, no, ma l'ho visto anche stamattina, vi saluta, ma non aveva il tampone, quindi non è TV7, no Emiliano? E poi ringrazio le altre televisioni, insomma, TV a Vicenza, aiutatemi. No, ho capito. Telenuovo, e poi c'era tutto il gruppo, ovviamente Media Nord-Est, perché stavo leggendo le etichette, quindi Rete Veneta, Antena 3,
insomma tutto il gruppo, e poi Rai regionale, il giornale di Vicenza, e Gente Veneta veniva spesso, scusatemi, il giornale di Vicenza, ringraziamo la Cristina Giacomuzzo, e poi Gente Veneta va ringraziato Malavasi, che è venuto spesso, che ho sentito anche stamattina. E poi chi abbiamo dimenticato? Radio Wellness. Che se sparì Radio Wellness? Dove c'è? Hanno aperto le palestre, è sparita la radio. No, Radio Wellness che è stato molto presente, e poi tutti, Telenuovo che ho ricordato prima, e insomma tutti quelli anche che ho dimenticato, siete stati tantissimi. Ovviamente grazie ad ANSA, Adrienne Cronos, l'AGI, perché scusate, mi scuso con loro che ci stanno ascoltando, ma io sto guardando il tavolo, ma ci sono anche quelli che non ci sono, ma ci sono, e quindi veramente li ringrazio tutti. Poi bastava guardarsi quelli, avevo tutte. Telechiara, mi ero dimenticato di Telechiara, Telearena, Televenezia, Radio Bella Monella, Birichina, insomma tutti i gruppi, veramente grazie di cuore per il grande lavoro. Ma io lo faccio semplicemente come rappresentante dei Veneti, è un grazie che vi dicono i Veneti. E ai Veneti faccio un appello: leggete e comprate i giornali, cercate di fare in modo, ovviamente le televisioni dovete guardare fissi e le radio in macchina, però perso il giornale si perde un presidio di democrazia, e penso che questo sia fondamentale. Grazie a tutti, ci sono le uova se le volete, se le trovo qua me le porto a casa. Grazie ancora, grazie. Ci aggiorneremo, lo dico ai cittadini che ci stanno invadendo di email, di messaggi, e ci riaggiorneremo a breve quando abbiamo informazioni tipo quelle di oggi che sono utili da comunicare. No, lunedì proprio no. E un ultimo ringraziamento mi sono dimenticato a tutte quelle signore, nonne, cittadini che ci hanno mandato il cibo durante il lockdown, perché qui noi abbiamo sempre avuto salami, paste, torte, una signora che ci mandava la torta, insomma c'è stata una chiamata di popolo che solo in Veneto si può vedere, ciliegie, prodotti tipici che non è che abbiamo mangiato a casa qua, nel senso con la protezione civile, quindi... Avete gozzovigliato? No, non abbiamo gozzovigliato, però voglio ringraziare tutto questo calore che c'è stato portato. Ci sarebbe anche Crozza da ringraziare, no? Sì. E Mirko di Radio Più. E infine, a dirti la verità, lo volevo fare, infine... intanto abbiamo portato le uova anche per lui, e no, volevo ringraziarlo perché lui comunque fa una satira, come ho detto oggi in un'intervista, secondo me che è rispettosa per quel che mi riguarda, no? Ovvio che chi fa satira deve esaltare i difetti delle persone, no? Cioè le devi, come si può dire, stressare i difetti, no? Cioè l'accento piuttosto che tic o altre robe. E pur nella satira comunque ci ha dato una gran mano, perché comunque alla fine ci ha permesso di tenere sempre in prima fila il Veneto, e per noi è fondamentale, perché questa è una regione che quando noi abbiamo preso in mano nel 2010 non era così autorevole come lo è oggi, quindi il lavoro fatto da tutti noi ha prodotto dei frutti. Insomma, ai tavoli nazionali non è che si decide anche se non c'è il Veneto, tutti si premurano di capire qual è la posizione del Veneto, e penso che questo sia fondamentale. Quindi grazie anche a Maurizio Crozza, con il quale ho rapporti zero, che sia chiaro, nel senso che non vorrei che qualcuno pensasse, e penso che sia corretto così, lui in totale autonomia decide cosa fare, se fare o non fare, e noi ne prendiamo atto. Grazie. Però non ha mai avuto il coraggio di portare i polli in trasmissione, quindi vuol dire che non ha buttato il cuore oltre lo... Io me la sarei aspettato una gallina a sera. Grazie. Grazie mille e buon lavoro.